Allora, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, ci riproviamo con un altro gestore. Come dicevo, siamo in un posto che è veramente bello, mai vista un'esperienza. Abbiamo avuto i nostri viaggi in mezzo ai nuraghi. Siamo davanti a un paesaggio veramente disarmante da quanto è bello, cioè veramente non ho parole, non ho parole perché siamo di fronte a delle strutture che stanno a fianco al nuraghe, il nuraghe Sulimu, appunto, di cui vediamo delle cose straordinariamente belle, sono straordinariamente belle. Speriamo di riuscire, anche se un po' siamo saliti in vetta, però non è possibile, questo streaming non si può fare, non si può fare perché non abbiamo segnale. Quindi chiedendo scusa, purtroppo non dipende dalla nostra volontà per l'inconveniente. Nel frattempo vediamo di continuare a riprendere siamo in un paesaggio, come dicevo, disarmante, veramente da quanto è bello. Guardate un attimo di cosa stiamo parlando. Guardate un po', è un nuraghe imponente, importante. Vi faccio vedere, se la linea non ci abbandona, che cosa c'è qua in vetta. Per il resto vi rimando comunque alla registrazione che faremo in differita, sperando di riuscire a farvi vedere qualcosa. È il nuraghe Sulimu, stavamo dicendo. Cerchiamo, anche qui abbiamo un'altra ambiente che non si capisce bene, ma comunque sarebbe troppo riduttivo riducere questo streaming. Dobbiamo fare le riprese più specifiche di questo nuraghe, quindi vi chiediamo la pazienza perché poi faremo le riprese adesso in differita e le pubblicheremo sul nostro canale Dentro Fuori Channel con delle aspettative un po' migliori di quelle che stiamo vedendo adesso come riprese. Visto che siamo in linea, ok, perfetto, eccoci qua. È una sorta di serie di torri con dei bastioni. Anche qui c'è un paramento rollato che non si capisce bene. Sì, probabilmente è solo esclusivamente interrato, questo andrebbe comunque scavato e interrato. E siamo di fronte al mastio. Proviamo a vedere scendendo giù da questa parte dove ci sono tutte le risultanze del crollo. Eccoci qui. Anche qui ci sono altri ingressi, guardate un attimino. È spaventoso, è veramente bello. È veramente, cerchiamo adesso, facendo attenzione, qui c'è una sorta di, non so se riuscite a vedere, una sorta di ingresso. Allora, scendiamo un attimo più giù, ricordatevi, siamo in diretta streaming su Dentro Fuori Channel, purtroppo ci aspettavamo di meglio non arriva, ma purtroppo è il bello della diretta questo qui. Il bello della diretta che poi tanto bello non è quando comunque si interrompono le immagini. Qui abbiamo delle striature della pietra, non si capisce bene. Queste sembrano qualcosa di fatto a mano, non si capisce, queste pietre sono veramente strane, sono stranissime. Allora, abbiamo detto il nuraghe Sulimu, S apostrofo Ulimu, che è di una bellezza eccezionale. Siamo nell'ingresso del mastio, come vedete, ecco qui,
Chiaramente non ci azzardiamo ad entrare dentro il mastio perché faremo cadere sicuramente la trasmissione. Cerchiamo di avvicinarci sperando di continuare ad avere il segnale e farvi vedere, e poi potete confermarcelo con un vostro like, quello che stiamo vedendo noi. Sarebbe da scalare la linea nuovamente, fortunatamente per pochissimo tempo. Comunque abbiamo visto l'ingresso al mastio, il nuraghe Sulim, bello, tozzo, maestoso, ci inorgoglisce la sua impeccabile maestosità, come tutti i nostri amici nuraghi, le nostre prede. Guardate un attimino di cosa stiamo parlando, è molto molto importante. Guardate il trave che sovrasta l'ingresso, un bel blocco che sicuramente non è stato scelto a caso. Però come vedete qui, rispetto all'esperienza che abbiamo avuto col nuraghe Goni e anche col nuraghe Sisini, che c'erano dei blocchi molto più regolari, sembravano veramente fatti apposta così prima per essere utilizzati proprio come blocchi. Il nuraghe Sulimu abbiamo detto, adesso non azzardandoci, comunque cerchiamo di non far cadere il segnale, anche se poi comunque tenete presente che faremo una registrazione in differita per farvi vedere meglio di cosa stiamo parlando. È il nuraghe Sulimu, eccoci qua, cerchiamo di vederlo. E poi c'è molto che è rimasto in piedi, che disegna delle forme abbastanza particolari. Adesso volevamo cercare di vedere se riusciamo a scendere dall'altra parte per vedere il nuraghe dalla parte, tra parentesi, lato strada, anche se voi non vedete la strada, ma comunque dalla parte praticamente quasi opposta all'ingresso che abbiamo appena visto. Dateci la pazienza, cercare di scendere un attimino nella parte posteriore con un po' di lavoro ci riusciamo probabilmente. Eccoci qui, anche qui c'è un altro, sembrerebbe un altro ingresso anche questo, certamente non ci azzardiamo ad entrare dentro. Sì, è una nicchia, ecco qui. Non stiamo trattando della torre primaria, chiaramente, perché la torre primaria, come se riusciamo a vederlo, sta di spalle. Questa costruzione qui circolare che è crollata. Ecco, adesso ci spostiamo leggermente, cerchiamo di prendere dall'altra parte. Guardate, questi blocchi sono di una bellezza disarmante, guardate che cos'è. Cioè madre natura sicuramente, perché non può essere tutta a mano dell'uomo questa madre natura, astico. Guardate questi blocchi anche qua. Che sono stati sfruttati e sono stati recintati per costruire. Ecco bene. Andoni, di vedere cosa c'è qua dietro. Ok, bene, risaliamo da qua. Nuraghe Sulimu, ecco, fantastico, 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 signori. Ecco qui che intravediamo un altro ingresso in una torre semicrollata. Ecco qui. Peccato, che peccato, guardate qua. Questo è stato proprio crollato letteralmente.
crollato letteralmente. Spero e mi auguro lo stiate vedendo. Ok, torno un attimo indietro. Guardate qui come si addossa all'altra torre. Ecco qui. Comunque vi ricordo che adesso chiuderemo lo streaming. Nel salutarvi, nell'abbracciarvi, nel ringraziarvi vivamente per averci fatto compagnia nonostante le difficoltà di trasmissione. È spaventosamente bello questa cosa, questo nuraghe che poi a prescindere dal nuraghe anche tutto il territorio e l'ambiente che circonda. Guardate che cosa c'è lì, guardate questi blocchi rocciosi. Sono veramente spaventosamente belli, sono fantastici. Come facciamo a non proteggere la nostra cultura, signori? Ma stiamo scherzando? Guardate un po', giriamo da qui, ecco qui, e da questa parte torneremo verso l'ingresso al mastro, la torre principale. Adesso risalgo un attimo su, eccoci qua, sperando che... Ok, grazie per il like, vuol dire che sta arrivando qualcosa. Vi faccio vedere adesso il mastio nuovamente da sopra. Guardate un po', c'è anche una nicchia che adesso poi riprenderemo da dentro. È fantastico, guardate, ecco l'ingresso lì. Non so se riusciate a vederlo, sì, dovrebbe essere abbastanza visibile. Ok, l'immagine è chiara. Ruoto ancora un attimino per capire se c'è qualcos'altro. Allora, no, qua non mi pare ci sia nient'altro. Allora, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, con queste riprese del nuraghe e Sulimu, nonostante le difficoltà, noi siamo prepotenti, siamo riusciti comunque a farvi vedere qualcosa. Questo è il mastio sfettato, come possiamo vedere, ed è un nuraghe che merita grossa attenzione. Merita grossa attenzione, che dovrebbe essere comunque tutelato, anche se comunque è parzialmente curato, perché c'è un tour insomma che con un iter in questa sorta di parco, ma sicuramente non è sufficiente, perché questo nuraghe deve scavato, svuotato e messo in condizioni di vedere che cosa c'è veramente, cos'è rimasto di questa storia qui, di questi uomini che vivevano qui nel nuraghe Sulimu. Ok, con questa ripresa del mastio sfettato vi mando un bacione grandissimo, un abbraccio, non ho niente da aggiungere, è un nuraghe che va visitato, va visto, perché merita tutte le attenzioni del caso, e c'è anche molto da vedere, e se si scava qui c'è tantissimo, più che molto. Amici quindi di Dentro Fuori Channel, un abbraccio. Alla prossima, non perdeteci di vista, like al video se vi è piaciuto, nonostante lo streaming e nonostante il vento adesso stia sicuramente coprendo la mia voce. Comunque iscrivetevi al canale, non perdeteci di vista. Ok, un abbraccio, ciao a tutti, ciao.